Ecco, i dati ovviamente Montalvo si riferivano al 2017, ecco, c'è qualche modifica in questi numeri che noi abbiamo dato questa sera che lei ci può ricordare? Ma allora, il 2018 si sta per chiudere, quindi dati ufficiali in questo momento non ne abbiamo. La precisazione che volevo fare è che la nostra azienda in Italia, che gestisce i punti vendita che abbiamo indicato, sono punti vendita ubicati in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. La somma dei punti vendita diretti, i 234 che abbiamo visto nel servizio a gestione diretta, più gli associati, ci portano circa ad avere una numerica di negozi di 550 unità e il fatturato complessivo al pubblico di questa somma di negozi fa circa 2 miliardi di euro. Questa era la precisazione che mi premeva fare. Ha fatto bene a farla. Allora ritorniamo, andiamo, lei prima nel ragionamento iniziale che abbiamo fatto ha detto per andare avanti, per essere leader nel nostro settore, bisogna soprattutto puntare nella e sulla qualità. La domanda, come fate per verificare la qualità nei vostri punti vendita, ovviamente nei supermercati, che sia ovviamente di garanzia e di tutela al cliente? Sì, qualità è un concetto molto, molto generale. Dietro ad un principio di qualità ci sono tantissimi fattori che poi determinano il risultato. A me preme precisare che innanzitutto la principale qualità della nostra azienda è rappresentata dagli 8.000 e superiamo collaboratori che sono presenti e che lavorano ogni giorno nei nostri punti vendita e anche nei nostri uffici, nelle nostre piattaforme. Quindi per noi innanzitutto qualità vuol dire costruire la migliore professionalità e il miglior ambiente dal punto di vista qualitativo, anche professionalmente parlando, perché attraverso un investimento di questo tipo un'azienda grande come la nostra riesce ad erogare qualità anche nei confronti del cliente. Quindi mi premeva dire che qualità è un concetto che nasce e che vogliamo come azienda esista innanzitutto all'interno della nostra organizzazione, perché una buona qualità organizzativa, una buona qualità delle risorse umane fa sì che poi aziende importanti e se vogliamo anche complesse come la nostra riescano ad organizzarsi al meglio per offrire quel concetto di qualità a 360 gradi verso il cliente che è fatto di servizio, di prodotto, di punto vendita, perché qualità vuol dire anche costruire e aprire supermercati che siano qualitativamente a posto, non solo dal punto di vista della disposizione dei reparti, ma anche dal punto di vista di quello che è l'impatto con l'ambiente. Quindi c'è questo concetto di qualità che è un po' difficile, ma abbiamo del tempo per raccontarlo, certo, magari, che è difficile spiegare, che deve però essere diciamo che la base è il personale che ci lavora dentro. Mi sembra che voi fate dei corsi istruttivi al personale vostro, giusto? Mi sembra di aver capito da questo servizio, quindi lo addestrate in maniera importante per servire il cliente in modo tale che il cliente nel servizio abbia una qualità come giusto sia, insomma, giusto? Sì. La nostra è un'azienda che investe tantissimo in professionalità, che organizza corsi a vari livelli, proprio per riuscire ad essere i migliori potenzialmente nel offrire prodotto e servizio quotidianamente ai nostri clienti. Senta, Montalvo, mi spiega un attimino anche perché per far capire alla gente come funziona poi il meccanismo, no? Voi preparate un supermercato di un tot di metri quadri, c'è un reparto, il reparto che ne so del fresco, il reparto del meno fresco, adesso ecco, come organizzate, vengono studiati a tavolino in modo tale che poi tutti siano uguali? Cioè mi racconti un attimino la storia di come vengono costruiti questi grandi vendite di alimentari e non solo, in modo tale che sia da vetrina per il pubblico che poi entra nel vostro... Allora, innanzitutto bisogna individuare quella che potrebbe essere l'area su cui far nascere questo nuovo supermercato. Si può anche sbagliare poi delle volte? Si sbaglia, speriamo sempre meno, ma si può anche sbagliare, nel senso che si cerca sempre di individuare il sito migliore. Stiamo vedendo delle costruzioni. Devo dire che la fortuna forse della nostra azienda è che sta cercando anche di
fare ciò che per tanto tempo non si è fatto, quindi riedificare in luoghi dove magari c'è stato in precedenza un edificio ormai fatiscente, vecchio, quindi quello che noi abbiamo fatto e che facciamo da tanto tempo. Ovviamente che sia un punto accessibile e un po' anche accattivante, certo, perché mica può essere... quello sicuramente, è normale, no? certo. Esistono degli studi che possono essere poi effettuati a vario titolo con diverse metodologie, certo, che quindi individuano potenzialmente un'area. Quest'area deve avere determinate caratteristiche, deve ovviamente offrire un potenziale bacino di utenza di un certo interesse, quindi potenzialmente una zona abitata, o un quartiere o un bacino di utenza sicuramente abitativamente parlando di qualità, un posto dove si possa riuscire ad arrivarci in maniera anche semplice, perché questi sono aspetti sicuramente fondamentali, però quello che noi come azienda abbiamo fatto negli ultimi anni è costruire anche in luoghi preesistenti invece che andare a cercare e edificare luoghi nuovi e perfetto. quindi aggiungere. Ecco, costruisce e poi all'interno la strategia, le faccio delle domande, le chiedo Sì, anche scusa sì, che sì. sono anche ignorante, non essendo pratico, però ovviamente lei mi è di aiuto e soprattutto di aiuto al telespettatore e ovviamente all'utente. Quando voi costruite un nuovo supermercato, definiamolo così, di varie metrature, lo standard è sempre uguale, cioè vanno tutti i materiali uguali in tutti, cioè io entro in una Despar a Padova, entro in una Despar a Vicenza, faccio esempio, sono dislocati in maniera tutto uguale in modo tale da rendere facile il servizio al cliente? Ma allora, innanzitutto come azienda noi abbiamo 3 grosse tipologie di negozio. Despar, che sono i negozi più piccoli, fino a 800 metri, gli Eurospar fino a 2000 metri e oltre 2000 metri i nostri punti vendita hanno insegna Interspar. Se prendiamo come riferimento solo l'insegna Despar, quindi i negozi più piccoli, Sì, fino facciamo a ragione. 800 metri, noi anche di recente abbiamo aperto supermercati con caratteristiche anche diverse tra loro. Quindi da una parte c'è l'orientamento alla ricerca di uno standard che fa sì che si possano ottimizzare i costi, ma anche la proposta in termini di servizio. Però è altresì vero che in relazione al tipo di negozio, all'ubicazione del negozio stesso, alla tipologia dei clienti a cui possiamo riferirci, noi costruiamo supermercati con caratteristiche interne anche diverse. Cerco di spiegare meglio. Un supermercato inserito all'interno di un contesto prettamente urbano, dove per esempio c'è un transito di persone che hanno un certo tipo di bisogno da soddisfare in termini di acquisto alimentare, e quindi faccio riferimento per esempio ad un luogo dove passano tanti giovani perché c'è vicino una scuola, un'università, tanti uffici, lì avremo un contenitore il cui contenuto avrà delle caratteristiche diverse perché si rivolge a quel tipo di Certo. cliente. Quindi la risposta è: i supermercati non sono e non vogliamo siano tutti uguali, perché i clienti non sono uguali e perché cerchiamo di rispondere alle varie tipologie di bisogno. È stato chiarissimo. Senta, all'inizio della trasmissione lei mi ha detto, praticamente stiamo cercando anche di creare dei piccoli supermercati. Sì. Il motivo, si sta tornando indietro? Le faccio questa domanda curiosa perché dico una volta si cercava il grande supermercato, i grandi centri commerciali, oggi i centri commerciali parecchi, parlo a livello italiano, sono in grossa difficoltà, Sì, se vanno avanti a lo merito confermiamo. delle alimentari. Allora il ritorno agli investimenti nei più piccoli è perché si ritorna indietro con il tempo o per quale motivo? Ma i motivi secondo noi sono molteplici. Di sicuro quello che sta succedendo è che il cliente ritorna a voler essere coccolato, tra virgolette, quindi ha bisogno di spazi molto più confortevoli. Il più delle volte questi spazi sono riconducibili a luoghi di acquisto più piccoli nelle dimensioni. E poi, riprendendo anche un argomento che stavamo cercando di trattare, se è vero che c'è tanta concorrenza,
Se è vero che non si può aprire supermercati da tutte le parti, quello che sta succedendo è cercare di aprire in luoghi che magari in passato si stavano in qualche maniera perdendo. Quindi quello che sta succedendo oggi, non solo con la Diventa che è un nostra problema azienda, sociale, rendere vive delle diventa parti morte della assolutamente città, sì. insomma, Quindi i motivi sono molteplici. Da una parte il cliente che vuole essere trattato meglio, non vuole perdere troppo tempo, vuole riacquistare quel rapporto umano che per un tempo si è detto si fosse perduto, e dall'altra parte proprio questa esigenza strutturale di aprire in luoghi che si stavano perdendo. Senta, Montalvo, lei è sicuramente un profondo conoscitore anche dei grandi centri commerciali. Perché secondo lei oggi i centri commerciali sono in difficoltà? Per colpa dell'e-commerce, perché ormai è cambiata un po' la mentalità? Non tutti, per esempio nella nostra zona c'è qualcuno che funziona, altri che funzionano meno, altri addirittura che non funzionano. Per quale motivo il centro commerciale sta scomparendo, come è già successo in America, perché grandi centri commerciali addirittura sono rimasti cattedrali nel deserto? Per quale motivo secondo lei? Ma il motivo principale, secondo noi, può essere riconducibile a queste abitudini di acquisto che si stanno certamente modificando. All'aumentare delle possibilità di acquisto, oggi esiste un mondo che è fatto di specializzazione di negozi che vanno dal pet food ai negozi di elettrodomestici, a tutti questi negozi specializzati che trattano in maniera specifica svariate merceologie, no? Che stanno sempre di più riuscendo ad aumentare le proprie quote di mercato, e quindi quello che una volta era il classico ipermercato di 7.000, 8.000, 10.000 metri quadrati, che per fortuna la nostra azienda non ha mai voluto e non ha mai neanche aperto, stanno oramai avendo grossissimi problemi, per un semplice motivo, che le opportunità di acquisto non sono più esclusive di questi grandi ipermercati, perché un altro fattore importante, i prezzi non sono più così convenienti così come era una volta nei grandissimi supermercati rispetto ai piccoli supermercati, perché oggi quello che sta succedendo è che grazie a questa concorrenza che ormai è trasversale, orizzontale e verticale, dall'online ai supermercati, ai negozi specializzati, ai drogery food, ai pet food market, eccetera, Ecco, i prezzi si stanno avvicinando, quindi non c'è più quel divario che c'era una volta tra grandissimo supermercato e piccolo supermercato. La fortuna della nostra azienda è stata quella di non aver mai avuto questi grandi supermercati innanzitutto, ma soprattutto di aver capito che il prezzo doveva essere un concetto democratico, così come il principio della qualità. Ecco, però nella grande distribuzione io la prendo, ormai ci sono non solo ovviamente diversificate, perché c'è la grande distribuzione che vende roba di qualità, merci di qualità, quella che vende prezzi e merci di qualità inferiore. Guardi, le porto un paragone. Io ho parlato, sapendo che veniva lei, ho parlato così con un grossista di prosciutti. Tanto per essere chiaro, e mi dice che è qui vicino, quindi per correttezza non le faccio il nome, però poi affari spedire lo posso anche fare, e diceva: io fino a un paio d'anni fa guardi, vendevo 1200 forme di prosciutto di Parma, prosciutto crudo di Parma e di quello friulano. Ne vendevo 1200 all'anno, oggi ne vende 1400 forme. E mi diceva che lo vendeva più o meno 22-23 euro il chilo, poi c'è l'osso, lo scarto, non me lo chiede perché però me l'ha spiegato e non vorrei fare confusione. Oggi ha detto ne vendo 1.400. Bene, di queste 1.400 forme di prosciutto crudo che vendo, le vendo a 6 euro al chilo e sono tutti di nazionalità estera. La mia domanda, il cliente come fa a sapere se mangia un prosciutto di San Daniele o un prosciutto di Parma invece che un prosciutto tedesco? Ma allora, da questo punto di vista, ha capito io la domanda credo, che voglio fare, no? certo. E lui ha detto: oggi è cambiata completamente, oggi si cerca il prezzo di fronte alla qualità. Proprio la qualità va a discapito del prezzo, come meglio può definire lei.
Ma io no, su questa possibile affermazione non sarei così d'accordo, cerco di spiegarmi un po' meglio. È vero che oggi c'è una ricerca ad un acquisto sempre più conveniente, però è altresì vero, e i numeri ormai lo confermano, che il cliente è sempre più attento alla qualità. Rispetto al concetto come fa un cliente a riconoscere un prosciutto crudo San Daniele o Parma. Sì, ma allora oggi intanto ci sono dei regolamenti europei o mondiali che danno la possibilità a qualsiasi cliente voglia conoscere nel dettaglio la provenienza di quel prodotto di riuscire a saperlo. Okay? Quindi da questo punto di vista io credo che si sta meglio oggi e non è che si stava meglio una volta, dal punto di vista proprio della possibilità di acquistare conoscenza sui prodotti che si intende acquistare, quindi mangiare. Io credo che oggi tutti, e ripeto tutti, fatte salve delle eccezioni negative, stiano cercando di migliorare la qualità anche nei prodotti, ma per un semplice motivo. Questa scelta è quasi una scelta obbligata, perché il cliente o consumatore, ma mi piace definirlo ancora cliente, è sempre più consapevole, è sempre più attento. Una volta era più semplice vendere la qualsiasi. Io credo che oggi, dal punto di vista della tutela verso il cliente, le nostre aziende hanno il diritto di garantirla sempre e comunque, ma a monte ci sta tutto un principio di regolamenti che veramente garantiscono il risultato finale. Quindi da una parte qualità richiesta proprio anche a livello di leggi, di regolamenti europei, di disciplinari, di filiere, e tutto questo mondo che per fortuna esiste. Dall'altra parte questa cultura che i clienti hanno e che avranno sempre di più, che impone sempre maggiore attenzione. E quindi uno è garantito per questo. Quello che io ritengo è che oggi stia succedendo probabilmente che tutte le aziende devono necessariamente prestare più attenzione alla qualità. E la battaglia, se vogliamo, è scontata e si è in qualche maniera gestita fino a qualche anno fa sulla convenienza. Oggi la convenienza è un fattore quasi scontato, necessario, ma si guarda alla qualità. Quindi il principio è che sempre di più le aziende che vogliono essere leader oggi, ma soprattutto domani, devono prestare maggiore attenzione al miglior rapporto qualità-prezzo. Questo è il messaggio. Sì, no, ma nella vostra azienda su questo non ci sono dubbi. Io parlavo in generale nella grande distribuzione, sto cercando che questa difendendo, le sembrerà strano, Borile, ma sto difendendo tra virgolette la categoria, nel senso che oggi non voglio fare una questione solo di differenziazione aziendale, ma in generale la grande distribuzione famosa, no? Abbiamo iniziato in questo modo, sta secondo me aiutando a far sì che il principio della qualità sia sempre più garantito. Perfetto, no, ma serve per Montalvo per dare una spiegazione delle volte, perché sa quanti, sapendo questa trasmissione oggi l'abbiamo messa ovviamente sui nostri siti, ci chiedono ma perché ci sono le offerte, ma la merce è scaduta, allora te la danno, fatti spiegare tutto. Sa, la gente è un po' curiosa, allora noi cerchiamo nel limite del nostro possibile, nel limite delle mie competenze, di chiederle magari qualche domanda anche inesatta, però gliela faccio ugualmente. Senta, in virtù di questo, lei diceva c'è la qualità, però ci sono dei discount che non vendono tanta qualità, ma vendono soprattutto il prezzo. Sbaglio nel dire questo? E ne dico anche, anni or sono i discount avevano avuto un aumento, un incremento del fatturato dell'utile molto di più che i veri supermercati. Oggi com'è la situazione? È ancora così? Questo trend è come le sto dicendo oppure è cambiato? Allora, una domanda interessante. Vuole rispondermi dopo la pubblicità? Se lei preferisce sì, che così mi preparo meglio. Grazie. A tra poco arrivate con noi.